qdpnews.it, siamo a Valdobbiadene di fronte all'Istituto Giuseppe Verdi e stiamo aspettando che i primi ragazzi escano dopo la seconda prova. Andiamo a sentire le loro impressioni. Maturità 2015, seconda prova è andata. Come stai? Sono contento, ho fatto tutto quello che potevo fare, 4 quesiti e mezzo e 2 punti sul secondo problema. Erano tosti i problemi, erano tosti. Altre considerazioni, niente. Siamo la prima classe della riforma, quindi questo insomma. Liceo quindi scientifico Sì, per te? Scientifico. Quinta B, in bocca al lupo a tutti gli altri, non so cos'altro dire. Grazie. Grazie a voi. Dopo la prima prova, oggi la seconda, com'è andata? La seconda prova, secondo me, meglio della prima. Era il problema che ci hanno dato erano abbastanza tosti, ma i quesiti, bene o male, erano fattibili, dai, per la teoria. Problemi un po' più difficili, quesiti affrontabili, ma comunque, cioè, bisognava mettersene, insomma. Liceo scientifico anche per te, insomma, una prova difficile. Sì, è difficile, ma abbastanza fattibile, dai, secondo me. Grazie. Niente. Ma tu che scuola fai? Liceo linguistico. Linguistico, in che cosa consisteva la prova? È un'analisi letteraria, quindi rispondere alle domande di un testo letterario e poi una composizione di circa 300 parole riguardo all'ambito che si è scelto. È andata bene, insomma, per te. Sì. Grazie. Grazie. Seconda prova, maturità 2015, com'è andata? È andata bene, ho fatto comprensione di inglese del testo letterario e si spera sia andata bene. Ecco, tu appunto compressione testo letterario, quindi che indirizzo? Indirizzo linguistico. Linguistico, sì. Sono stato anche fortunato perché sentendo le altre scuole in seconda prova avevano materie più difficili da studiare, invece noi con una comprensione così senza dover studiare. Paura per gli orari? Un pochino sì, ci deve essere la paura, se no. In bocca al lupo. Grazie.